Veniamo alle notizie da Piazza Affari Milano. Oggi è stata la giornata di scadenze tecniche, sono arrivati a termine i contratti sulle azioni e sugli indici datati novembre 2018. Il valore del FTSE MIB è stato fissato a 19.042 punti base. In rosso i future sui principali indici azionari statunitensi, pochi minuti dopo l'avvio delle contrattazioni. Il derivato sul Dow Jones perde lo 0,7%, mentre quello dell'S&P 500 è in calo dello 0,8%. Performance peggiore per il future sul Nasdaq 100, fissato in negativo a meno 1,3%. Avvio di giornata disastroso per Nvidia al meno 18,2% in preapertura, dopo la diffusione dei dati trimestrali. Intanto i dati sui ricavi e sull'utile sono stati inferiori alle attese degli analisti. Sono queste le ultime notizie giunte qui in redazione da Piazza Affari Milano. Grazie a tutti per la cortese attenzione. La linea che ora può tornare alla regia.